Amici della Crese, buonasera dal Crese Village Campo 1 a Domio. Siamo entrati nell'ultima settimana di questa estate, di questa 23esima edizione del torneo più atteso dell'estate triestina. Buonasera da Walter Topan e da Francesco Vitturi. Prima di tuffarci nel match che inaugura questa serata sul Campo 1, ricordiamo come sempre i title partner: Edil Impianti, NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Tal Oil, CN Ponteggi. Main partner Friulbroi, Macelleria d'Aremo, B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Spazio alla Crese Over 35, semifinale, gara secca ovviamente di fronte Thermodream. Se ci seguite da anche poco tempo ormai sapete riconoscere la divisa con la maglia rosso e i pantaloncini blu scuro della formazione di Thermodream, che manovra questo primo pallone dentro il match. Di fronte l'altra semifinalista è Traslochi e Trasporti Flora con la divisa blu scuro, pantaloncini bianchi. Si gioca su due tempi da 25 minuti, gara secca con in palio la finalissima del Over 35. In caso di parità, dopo 50 minuti saranno i calci di rigore a dirimere l'equilibrio. Prima chance con la ripartenza per Traslochi Flora. Palla recuperata a centrocampo da Thermodream con l'apertura. E poi l'impostazione da parte di Klemen Karic, vicino c'è Hrvatin. Palla dentro a cercare Makivic. Tacco a distribuire a destra per Davor Skerians. E poi il destro tentato da fuori. La prima conclusione è di Marco Hrvatin, maglia numero 20, palla alta. Provano subito ad accendere quello che è chiaramente il bomber di casa Thermodream, e vale un po' per quasi tutte le competizioni, si può dire, alle quali partecipano i giocatori in maglia rossa e calzettoni blu. Ricerca lunga disponibile da questo piazzato. L'idea verso Montebugnoli. Trova una leggera deviazione ma non basta per offrire qualcosa di più pericoloso. Occhio alla ripartenza dall'altro lato. Ci ha provato con il pallone filtrante Adem Giba, maglia numero 10, lui in attacco insieme a Hrvatin. Impostazione faticosa da parte di Trasporti Flora. Verticale il pallone con la trasmissione da Alessandro Flora a Dario Lanciano, pardon. Palla che si spegne sul fondo, non deve lavorare Bole, Karic, Skerians di prima, Giba, palla di ritorno filtrante per Hrvatin che era sparito alle spalle di Giannone. Palla dentro, diagonale vincente, si sblocca il match, avanti Thermodream al terzo minuto, segna Marco Hrvatin. E non si può sbagliare quando si ricerca Marco Hrvatin, che riesce a muoversi molto bene attraverso il campo e soprattutto a smarcarsi liberamente. Si è sbloccato il risultato, ha segnato, come si dice in questi casi, l'uomo più atteso, Hrvatin. Marturano cerca una palla di ritorno per Flora, che però non riesce a controllare. Karic, palla un po' scomoda, riesce ad anticipare Lanciano, poi Makivic pianta il corpo, recupero da parte di Montebugnoli che va con l'azione personale, riesce a distribuire a destra, ancora su Lanciano, stop e destro, Sascio Bole a bloccare. Palla persa in uscita da Thermodream, l'azione di Marturano, agganciato qui da Giba, calcio di punizione per Traslochi e Trasporti Flora. E da lì uno come Manuel Montebugnoli può sicuramente fare tanto male, lui che ha vinto il campionato in seconda categoria girone D con il Costalunga, e di certo di piazzati soprattutto con ricerche in mezzo, anche per via della distanza in categoria ne ha messi, però non manca di potenza e qualità. Fischia l'arbitro, parte Montebugnoli, destro bello potente, anche angolato, è sul pezzo però Bole a respingere. Subito pronto a cercare l'angolino più basso, non è stato semplice qui per Bole arrivarci. Adesso prova a farsi sentire con un po' di pressione Traslochi e Trasporti Flora. Karic, la pressione proprio di Montebugnoli, palla affidata a Goran Kerpan che non forza la giocata verticale, torna da Karic,
Si muove Giba davanti, liberando un po' di spazio per Skerians, brutta palla persa in uscita. Lanciano prova ad approfittare di bolle leggermente fuori dai pali, non inquadra lo specchio della porta. Ci ha provato dalla distanza, è mancata però davvero tanta precisione, solo potenza. Makiewicz. Skerians torna indietro da Goran Kerpan. Klemen Karic all'impostazione, partito Skerians, palla giocata corta su Kerpan, qualche problema nel controllo. Poi Karic, superata la prima linea di pressione, chiede palla a Skerians, cercata l'imbucata verso Hrvatin, intercetta il centrocampo di Traslochi Flora. Occhio a Montebugnoli che parte in slalom, palla per Lanciano, diagonale stretto e palla fuori di poco sul primo palo. Scusate, ho sentito un'imprecazione abbastanza chiara. Sì, perché era una grandissima occasione ovviamente, opportunità che però non è stata sfruttata da Traslochi e Trasporti Flora. Siamo già dall'altra parte. Hrvatin a un passo dal gol del 2-0, poi fallo in attacco fischiato a Skerians, stava per concretizzarsi la più classica delle leggi non scritte del calcio, gol sbagliato, gol subito. Ci ha messo però un piede, credo Giannone, a intercettare il tiro a botta sicura di Marco Hrvatin. Tra l'altro, per la questione imprecazioni o eventuali, sapevo che alla regia, ringraziamo Massimo Carboni con noi, sempre presente all'infinito ogni giornata di questa crese, davvero? Era già pronto così. Esattamente, sarebbe servito, speriamo non sia rientrata perché era abbastanza colorita come espressione. Giba. Karic, spazio anche per caricare il tiro, invece filtrante verso Hrvatin, mandato fuori giri dal mancato anticipo di Giannone. E questo è il classico movimento di Hrvatin, questa volta non è andato ad allargarsi completamente sul lato sinistro, ma solo a spostarsi leggermente rispetto alla posizione della porta per ricevere e cercare una deviazione che questa volta non è andata però a suo vantaggio. A buon fine riprende Desjardins con questa ricerca lunga. Altissimo Makiewicz di testa, poi palla a cercare Zuluoga al centrocampo, ricomincia da Giannone. Di nuovo verso l'otto Zuluoga di prima, Montebugnoli, idea sofisticata che per poco non riesce, esce però, Bole. Skerians, fermato, Giannone può recuperare, non ha pressione, alza la testa, prepara il tracciante profondo, troppo profondo, non ci può arrivare nessuno dei suoi. Bole accelera le operazioni, anzi no, lascia la laterale a Goran Kerpan, settimo minuto che scade, adesso 1-0 risultato per Thermodream. Decide il gol di Marco Hrvatin dopo 2 minuti. Giba litiga un po' col pallone sulla presenza di Montebugnoli. Karic con un po' di spazio a sinistra. La pressione di Montebugnoli che quasi recupera. Makiewicz con stile evita Lanciano, suola e poi palla offerta a Giba. Raddoppiato, frena al 10, restituisce a Makiewicz che perde il controllo del pallone. Ne approfitta Alessandro Flora che riposta una nuova azione passando da Dario Lanciano, spalla a spalla con Kerpan, prende velocità al 10 di Traslochi e Trasporti Flora, porta a casa una rimessa laterale in zona offensiva. E cambi per Thermodream, anzi al singolare si siede Klemen Karic, al suo posto Mladen Mrakic. Sarà Marturano a battere la laterale. Si appoggia ancora su Montebugnoli che riesce a riproporre in mezzo. Lanciano arpiona, ma solo per un attimo questo pallone. Giannone da ultimo uomo, regolare Giba che però va troppo lungo su Hrvatin. Marturano messo giù con una specie di doppio fallo perché sia sulle caviglie sia con la trattenuta è intervenuto proprio il nuovo entrato Mladen Mrakic. Il frate Pietro che starà discutendo sulla questione. Questo è l'ultimo avvertimento anche sul primo fallo, che però essendo così particolarmente duro giustamente vale come ultimo avvertimento. Poi arriveranno i cartellini per Neontrato che stava rischiando di prendere forse uno dei cartellini più rapidi della Cresa del suo ingresso in campo, probabilmente senza neanche aver toccato il pallone. La sua prima giocata è stata questo fallo, sicuramente entrato con voglia, troppa, andando un po' lungo con questo contrasto su Marturano. Palla battuta profonda da Flora, Lanciano si coordina ma non riesce ad addomesticare questo lancio. Skerians, un po' di campo da prendersi, palla al piede, conduce poi va con l'esterno verso Giba, il pallone preciso, pallonetto dentro, fondamentale l'intervento di Nicola Giannone a depositare in calcio d'angolo.
chiude in out a recuperare poi il pallone in un'altra porta, non quella di Desjardins, il fotografo ufficiale crese Matteo Nedoc, che salutiamo sempre. Giba batte lui il corner, palla scaricata al limite, un po' prevedibile verso Hervatin, lo conosce Giannone, lo anticipa, poi manda lungo, troppo, Lanciano non ci può arrivare, Bole gestisce con calma. Scambio con Makivic, forte Lanciano, Bole lucido ancora nella distribuzione del pallone. E ora Makivic può puntare, ne ha due addosso, Skerians pressa alto, traslochi e trasporti Flora per non portarsi subito il nemico in casa, chiaramente accetta il rischio di lasciare Hervatin 1 contro 1 con Giannone dall'altra parte, cercato Giba, aperto Mrakic che gioca di prima, un pallone un po' frettoloso recuperato da Zuluaga, numero da parte del centrocampista numero 8 che fa scendere Marturano, superata la linea centrale del campo, pensa già alla conclusione, palla restituita a Flora, Marturano con la suola, ricomincia da Giannone per uscire dal traffico, rasoterra, sbagliato, intercetta Giba, possibilità di 2 contro 3, Hervatin si è smarcato, riceve il 20, piazza sul primo palo e lo colpisce in pieno. A un passo dal 2-0 dalla doppietta Hervatin, rinvio così di Marturano, Skerians alimenta, torna Zuluaga a raccogliere il pallone ed impostare una nuova azione. Altro fallo su Marturano, si innervosisce, si scalda un po' la partita e arriva il giallo per Skerians che probabilmente paga anche il fallo commesso precedentemente dal suo compagno di squadra. Frate Pietro che fa cenno a Hervatin di allontanarsi, numero 20 che chiaramente vuole metterci la propria opinione perché ha appena visto ammonire un compagno di squadra. E Skerians esce dal campo, Marturano controllato da Makivic, Zuluaga dietro da Desjardins, è libero Giannone per impostare, ancora da Brian Zuluaga, palla interna, non la tiene Flora, Makivic subito, Marturano intercetta, Zuluaga può puntare centralmente, chiede palla a Montebugnoli, pardon, respinge la difesa di Thermodream, che però poi non riesce a riproporre. Occhio alla palla dentro, Lanciano a caccia del recupero alto, Hervatin di prima imposta andando da Kerpan, Lanciano ancora in agguato, sfiora soltanto provando a calciare direttamente in porta. Bole. Superata la metà del primo tempo, 1-0 risultato per Thermodream, ha segnato Hervatin. Mrakic, palla interna verso Makivic che era andato a occupare la posizione di prima punta, l'ultimo tocco di Marturano, resta rossoblu il possesso. Con le mani Kerpan. Dentro a cercare Makivic, stacco in arretramento che non crea problemi a Brice Desjardins. Corre Giannone che si propone a destra sulla sua verticale Zuluaga. Giannone va internamente, apertura su Flora, incontro Montebugnoli, profondo c'è Zuluaga che si propone, ultimo uomo Marturano. Tocco per Desjardins, arriva la palla profonda, precisa dalle parti di Lanciano, sponda di testa e poi l'anticipo di Kerpan, perfetto con retropassaggio su Bole. Poi subito velocità, fretta di risalire il campo con questo ricevimento di Hervatin. Qui Marturano, ottimo l'anticipo, poi galvanizzato dal recupero del pallone, cerca subito il tiro in porta, ma la palla esce di un paio di metri, esce anche Makivic dal campo e lascia spazio a Dejan Azic, maglia numero 28. È in vantaggio Flora che vorrebbe l'uscita da parte di Desjardins. Un po' di nervosismo nei difensori di Traslochi e Trasporti Flora. Non sembrano tranquillissimi, si è visto anche nelle situazioni di quei palloni mezzo e mezzo dove la scelta dell'arbitro ha fatto la differenza.
non l'hanno presa benissimo, ma il match è ancora iniziato, c'è tutto il tempo per recuperare. Montebugnoli profondo, la lascia rimbalzare Kerpan, poi Lanciano va un po' lungo su Bole. Un po' di lavoro, diciamo, più del necessario per Frate Pietro rispetto alle attese, visto che i ritmi non sono così travolgenti da far prevedere tutti questi fischi. Cariz, imbucata dentro verso Giba, ma Arturano perde per un attimo l'equilibrio, allora gli porta via il pallone Azic. Nel traffico col mancino, appoggia su Hervatin ed è sempre una buona idea. Cariz, orizzontalmente il pallone arriva a Kerpan, di nuovo da Cariz. Entriamo negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. 1-0 il risultato in questa semifinale Crese over 35 tra Thermodream e Traslochi Trasporti Flora. In vantaggio i rossoblu di Thermodream, che restano in attacco adesso. Giba con le mani. Kerpan. Palla persa in impostazione. Giannone recupera con le mani e rimette in campo, affidandosi a Desjardins, pressato, non rischia il portiere di Traslochi Trasporti Flora. Cariz si è spostato a destra, filtrante per Giba, stop e destro, la parata di Desjardins, il rinvio di Giannone, occasione per il 2-0 Thermodream. Opportunità sciupata qui, potevano sicuramente trarne qualcosa di più, stanno giocando un po' con questo 2-0, non dovessero trovarlo potrebbero subire anche conseguenze da parte di Traslochi e Trasporti Flora, che però fino a qui si sta mettendo un po' in difficoltà da solo, non sta trovando le soluzioni che potrebbe creare. Bole, indirizzata la sua azione dalla pressione di Zuluoga. Lancio che si perde nel nulla, può impostare Giannone, altra palla profonda, Zuluoga, problemi nel controllo che effettua toccando con il braccio. Asic. Cariz. Sulla sua verticale aspetta Hervatin, Cariz accarezza con la suola. Movimento di Giba sulla tre quarti. Eccolo l'attacco alla profondità, corridoio trovato da Cariz, palla troppo lunga. Batte Flora, Zuluoga, si libera in tempo bene del pallone, poi Marturano chiude il triangolo. Buono sviluppo rasoterra per Traslochi e Trasporti Flora, numero di Zuluoga in mezzo al traffico, resiste il raddoppio, norma del vantaggio applicata da Frate Pietro, poi Giannone prova a calciare in porta, troppo tenero il suo destro da lontano. Tutta costruzione di Zuluoga che è scappato via benissimo, poi qui commette fallo e fa aizzare anche le sensazioni per Clement Cariz, cosa da evitare anche dopo quello che è successo ieri sera, una partita particolarmente calda dal punto di vista non bello, non quello del calcio. Nel frattempo forse la scelta migliore la sta facendo Zuluoga, che si è allontanato e si è fermato lì. Lui che era teoricamente il protagonista di questa schermaglia, c'era evidentemente qualcosa che covava già da prima e in ogni caso tutto molto fuori luogo, mi permetto di dire, visto che non c'erano i presupposti fino a qui per arrabbiarsi. Va bene tenerci perché è giusto approcciare con la voglia di vincere queste partite, detto che sono appunto tornei estivi. Intanto rosso per Clement Cariz, espulsione diretta, quindi anche in caso di passaggio del turno di Thermodream salterà la finale, certo. E giallo per Zuluoga. È Alessandro Flora il giocatore che sta venendo allontanato dai compagni, onde evitare. Detto che avremmo evitato volentieri, dopodiché questo episodio che arriva a 6 minuti dalla fine del primo tempo, dimenticandoci il motivo, come, perché è successo, riequilibra sicuramente i valori in campo, perché Thermodream la partita la stava controllando anche se il punteggio era solo rimane solo 1-0. Adesso questa diventa una chance molto ghiotta per Traslochi e Trasporti Flora, che però ovviamente dovrà fare attenzione anche a riqualificarsi, resettarsi dal punto di vista
nervoso, agonistico, perché adesso c'è un ammonito in più in campo e sappiamo che in queste occasioni l'arbitro si sente un po' più tranquillo se dovesse avere l'occasione di espellere un giocatore anche dall'altra parte, non per compensazione ma perché il metro ormai è questo, e quindi sarà interessante vedere come riprenderanno a giocare le due squadre, sperando che si siano calmati gli animi. Calcio di punizione per Thermodream con Sebastian Komel sul punto di battuta, Adem Giba, rientrato Hrvatin. Ora chiaramente 5 giocatori di movimento in campo: Kerpan, Komel, Hrvatin, Giba e Azic. Giba vuole calciare in porta, fa girare un destro che non preoccupa Desjardins, che rimane tranquillo qui, e dopo l'espulsione ovviamente, come hai detto tu, si riequilibra la questione. Bisogna vedere se riusciranno Traslochi e Trasporti Flora a trovare una rete prima della fine del primo tempo. Immaginiamo che ci sarà un recupero un pochino più corposo anche per via di questo stop più prolungato, e quindi 5 minuti circa è qualcosa. Kerpan spinge la ripartenza a Thermodream, Giba si propone Azic. Giba va 1 contro 1 con Giannone, abbassa la testa fino in fondo, la chiusura di Marturano e poi Montebugnoli, tutta raccolta nella propria metà campo, però la formazione di Traslochi e Trasporti Flora, gran recupero regolare di Azic che vuole liberare il sinistro, dribbling, poi non passa su Marturano che prova ad accompagnarlo verso l'esterno, Marturano commette fallo, prima indica il pallone, poi ammette la colpa, questo è lo spirito che vorremmo vedere sempre, chiede scusa Marturano, punizione Thermodream. Ecco, per chi non conoscesse Thermodream invece e non fosse abituato a seguire qualunque torneo crese, perché presenziano in praticamente tutti, almeno all'inizio, Thermodream che non si ferma di fronte a niente, sicuramente questo rosso non li farà rallentare offensivamente. Non scenderanno a patti con un calcio più speculativo, è una squadra che fa grande possesso, fa calcio propositivo, offensivo, e lo farà viste anche le grandi qualità tecniche dei suoi effettivi, anche con l'uomo in meno. Hrvatin per provare a far diventare il risultato come il numero che ha scritto sulla schiena. Parte Hrvatin che calcia con la punta verso il secondo palo, effetto strano del pallone, ora vedremo il replay e conferma Francesco Vitturi. Punta esterna, ti direi. Preoccupato Desjardins che però non è dovuto intervenire. Quella che è il campetto, che per chi è del luogo, non zona Trieste, di Paese in provincia di Treviso, sì? Io chiamavo e definivo puntazza. Puntazza? Beh, sì, direi che è abbastanza potabile come termine. Attenzione a Giba che può puntare Desjardins, costretto ad allargarsi Giba. Komel si fa vedere dentro, Giba insiste, azione personale, vince Desjardins, gran parata. Che alla fine ha iniziato questa parata proprio con l'uscita molto rischiosa, ma che di fatto ha portato verso l'esterno Giba e l'ha costretto a rallentare, permettendo anche il reingresso dei suoi compagni. Montebugnoli non riesce a sfondare centralmente, ripartenza Hrvatin che si appoggia su Giba, 2:30, poi il recupero che sarà almeno di un paio di minuti, immaginiamo. Si ricomincia all'indietro da Sebastian Komel. Kerpan 2-2-1 il sistema di gioco con l'inferiorità numerica di Thermodream. Bole, a maggior ragione serve un portiere che palleggi per avere una soluzione in più nell'impostazione, per provare a non far sentire l'inferiorità numerica. Qui anticipo di Giannone che in realtà buca, ma anche in questo caso tanto basta per inibire Hrvatin. Che qui aveva lavorato comunque benissimo per liberarsi, per smarcarsi. Adesso, come al solito, l'abbiamo raccontato ieri di come gli attaccanti siano i registi in campo per il calcio 7, e lui anche da allenatore di calcio 5 invece in quelle occasioni ne sa parecchie e l'ha dimostrato durante tutti questi anni. Calcio di punizione guadagnato da Adem Giba, anche stavolta Zuluaga va subito a chiedere scusa per dare anche un messaggio a tutti gli attori di questa partita che è il caso di darsi una calmata a tutti. Frate Pietro però ha sentito qualcosa che non gli piace dalla panchina di Thermodream e allora chiede un po' di calma anche da bordo campo. Nel frattempo ne approfitta Traslochi e Trasporti Flora per effettuare un cambio, va a riposarsi Giannone in panchina. Così come Lanciano, entra Antonio Brunetti, è un giocatore con la maglia numero 5 che in lista mi è stato tagliato, non credo sia Mirko Strignile perché non me lo
cioè me lo dovrei ricordare, non è lui, quindi adesso approfondiremo. È lui o non è lui? Non è lui, Non io è lui. voto che non sia lui. E lo scopriremo fra poco. Ovviamente segnerà e quindi Sì. annunceremo un gol di un ignoto. Invece parte Hrvatin che conosciamo bene, prova a piazzare il destro e poi ci ripensa e si arrabbia con se stesso. La sta sentendo ancora di più Hrvatin adesso, vista la differenza di numeri in campo con il giocatore in meno. Sente con un po' di preoccupazione il fatto che Traslochi e Trasporti Flora possa riprendere il match e poi magari portarsi anche in avanti. Marturano ha spostato più centrale la sua posizione, libera al sinistro e segna un gol meraviglioso allo scadere del primo tempo, sposta sul mancino, piazza il pallone all'incrocio e fa 1-1 per Traslochi e Trasporti Flora. Grandissimo gol qui da parte di Marturano, ha preso la sopraelevata per rimanere in zona, è risalito per il campo, ha trovato un po' di spazio dal quale lasciare andare quel mancino mortifero, si è alzato e è sceso all'ultimo con Sciasobole che non ha potuto fare altro che guardare e cercare di prendere un pallone che non era disponibile per lui. Reazione subito Thermodream con Azic che si libera bene, poi calcia col sinistro e non trova la porta. Fun fact, pre-partita Marturano scherzando è venuto sotto la nostra postazione chiedendo di non mandare in onda le immagini di questa partita, evidentemente non era particolarmente fiducioso E invece? Buon per lui, invece rimarrà per sempre nella storia di questa Crazy Over 35 il suo gol bellissimo che, visto che è un premio che vale per tutti i tornei, candidiamo anche al titolo di gol più bello dell'edizione, ce lo segniamo anche se ci sono già dei candidati belli pesanti. Per informazioni citofonare Roberto Sorvillo. Hrvatin, Giba non passa su Luoga, poi Kerpan, balbetta nella chiusura, prova ad approfittarne Brunetti, arriva il recupero di Hrvatin, arrivano anche i due fischi da parte di Giampaolo Frate Pietro che dice che per il primo tempo basta così. Thermodream 1, Traslochi Trasporti Flora 1. Ci siamo, eccoci, pronti, secondo tempo che sta per iniziare, Crazy Over 35 semifinale di fronte Traslochi e Trasporti Flora, la squadra alla vostra destra con la divisa blu scuro e pantaloncini bianchi, di fronte a Thermodream, la squadra in rosso che se siete attenti osservatori o banalmente avete visto il primo tempo noterete che ha un uomo in meno in campo, è stato espulso per fallo di reazione direi nel primo tempo Klemen Karic e quindi un tempo direi una mezz'oretta abbondante più recuperi da giocare in inferiorità numerica in 6 contro 7 per Thermodream. Ricordando i title partner di questa edizione: Edil Impianti, NC Web, Belletti Group, Zanutta, Taloil, Cenne e Ponteggi. Main partner Friul Broi, Macelleria D'Remo, B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa.
Primo tempo che è stato controllato, direi in lungo e in largo, da Thermodream, che però ha avuto un grave difetto, cioè quello di non allargare il punteggio e il vantaggio quando si trovava sul risultato di 1-0, sprecando diverse occasioni, e poi la partita si è messa in salita con l'espulsione. Va detto che anche con l'inferiorità numerica Thermodream non ha rischiato granché. Il gol è uscito da una giocata, da un jolly, da una meraviglia inventata dal nulla con un tiro dalla tre quarti all'incrocio dei pali da parte di Marturano. Bove. Abbiamo risolto il mistero del giocatore maglia numero 5 entrato sul finale del primo tempo, che non avevamo in lista. È proprio lui, Alessandro Bove. Comel. Kerpan. Partito Mrakic a sinistra, cerca la palla interna, vince il contrasto, Hrvatin offre a Giba che piazza col destro, palla alta, occasione Thermodream. Ha rischiato tanto qui Traslochi e Trasporti Flora di prendersi alla sprovvista con una marcatura saltata, un errore imperdonabile, soprattutto con uno come Adem Giba, che di solito di gol ne segna diversi. Desjardins morbido su Luoga, preciso nel tocco, e poi Marturano pulisce questo pallone. Flora, Bove, si riparte da Desjardins anche per gestire un po' i ritmi, per non passare tutta la partita a rincorrere i giocatori di Thermodream. Un po' di possesso palla anche conservativo, deviazione di Comel. Montebugnoli, scambio nello stretto, in qualche modo riesce Montebugnoli, zona tiro, extra pass per Brunetti che calcia col sinistro, trova una deviazione a respingere la sua conclusione verso la porta di Bole. Gran giocata quindi su Luoga, che fa carambolare il pallone addosso a Giba. La laterale è giustamente assegnata a Traslochi e Trasporti Flora. Alessandro Flora con le mani a cercare Montebugnoli, deviazione di Kerpan, la tenuta in campo, no. Rimessa laterale in zona offensiva per Traslochi e Trasporti Flora. 3 minuti trascorsi in questo secondo tempo. Semifinale Crese over 35, poi il menù di serata qui dal campo 1 prevede le semifinali Crese Summer. A seguire 20-45, 21-45, cercato dentro sul Luoga, spalla alla porta, tocco fuori, raccolto da Hrvatin, possibilità di contropiede, 2 contro 3, Giba va in azione personale, guarda solo palla, Bove, gran giocata difensiva. Montebugnoli di prima, apertura per Flora che può scendere, abbassa la testa, non trova la giocata convincente in avanti, allora si riparte da Marturano, ultimo uomo Bove, è partito Brunetti, visto, cercato da questo lancio che raggiunge il numero 9, si mette a palleggiare Brunetti, mette il corpo invece Comel, vince il duello Comel, poi Brunetti entra, ecco giustamente Comel all'inizio un po' se la prende perché l'intervento era abbastanza duro e gratuito. Brunetti non ha però animosità, occhio a su Luoga che recupera e col sinistro supera Bole e porta in vantaggio Traslochi e Trasporti Flora 2-1. E nasce tutto da lui anche nel primo tempo, proprio sullo scadere, lui a procurarsi di fatto, a prendersi questo rosso, ma non in maniera molto volontaria, molto più volontaria invece l'anticipo qui, che è arrivato con decenni di ritardo invece per la difesa di Thermodream, che se l'è perso completamente qui, un passaggio proprio mandato a vuoto, e non è un classico Thermodream, e non è un classico Thermodream neanche essere sotto. Una serie di leggerezze in uscita, a volte qualche confidenza di troppo se la prende la squadra rossoblù, che riprende invece subito a macinare gioco in avanti. Flora però chiude, Brunetti, grande aggancio, poi il campo finisce però. E allora diventa ancora più interessante da seguire questo secondo tempo, ultimi 20 minuti di partita con Comel che affida a Kerpan, davanti aspetta Hrvatin a impegnare 2 difensori avversari, riesce comunque a ricevere, chiude l'1-2 con Kerpan, grande riflesso di Desjardins, occasione per il 2-2. Giba protegge l'uscita di questo pallone, masterclass di giocata da centravanti da parte di Hrvatin, che di prima ha messo in porta Kerpan senza necessità di fargli controllare il pallone prima di tirare. Dall'altra parte invece calcia ancora su Luoga con l'idea della doppietta. Non è d'accordo però Bole. Mrakic perde palla ancora su Luoga, alza la testa, carica il destro, stavolta il piede di Bole a mandare in calcio d'angolo.
Ci ha provato con l'esterno in questa occasione alla ricerca del primo palo, non ha funzionato come sperava, però sta premendo forte adesso Traslochi e Trasporti Flora e chiaramente lo fa con l'intenzione di aumentare il divario per cercare di proteggersi anche da questo punto di vista, anche perché subito dopo ha già subito qualcosa di pericoloso in zona Desjardins. Suluoga batte il corner, Flora sul secondo palo, Brunetti invece stretto sul primo, cercato Flora, anticipato da Kerpan, un po' pigra questa soluzione, aspettavano tutti da fermo dentro l'area di rigore. Sì, molto attendisti, senza troppi movimenti ed offerte ai compagni. Esce Mladen Mrakic, maglia numero 19, rientra Davor Skerians, dall'altra parte ricomincia la partita di Dario Lanciano. È uscito Brunetti, cercato Montebugnoli, Skerians solo per un attimo, Lanciano vuole tenerla in campo, vuole giocarla, la tocca Skerians, adesso arriva la laterale, zona offensiva per Traslochi e Trasporti Flora. Sale Alessandro Flora a battere questa laterale senza particolare fretta, anche se è un po' presto chiaramente per perdere tempo, ma può essere un'occasione anche per rifiatare. Su Luoga, stacca altissimo, complicato però schiacciare per terra questo colpo di testa. Il vero decider per ora su Luoga, direi, quello che ha cambiato un po' le sorti del match in modo completo, sia in maniera, come già detto prima, non volontaria, sia che completamente decisionale, basata sul pressing, che anche in questa occasione porta i suoi frutti. Una serie di giocate magari non evidentissime, ma nel complesso molto utili per la sua squadra. Il numero 8 del centrocampo di Traslochi e Trasporti Flora. Ci prendiamo questo spazio per rimarcarlo, proprio perché non essendoci ancora i premi MVP per la classe over 35, almeno fisici, potremmo metterlo come candidatura comunque tra le nostre scelte, almeno per questa partita, visto dalla nostra postazione. Già, diciamo platonica, ma insomma... Esatto. Una chiamata che si può fare. Skerians, la spalla di Montebugnoli, il lavoro, spalla alla porta di Dario Lanciano, possibilità di contropiede, Montebugnoli non accompagna, Lanciano va da solo, gli porta via un uomo Marturano, Lanciano sceglie la soluzione personale, tiro lontano dall'incrocio dei pali, riparte subito Bole, Giba alza la testa, vede il movimento di Skerians, punta su Luoga che stavolta si fa saltare con una certa facilità, palla dentro per Hervatin, suola e sinistro piazzato sul palo. Che giocata alla Hervatin. Mamma mia, che giocatore Marco Hervatin. Qui si è liberato in uno spazio minuscolo in area di rigore per andare col mancino, e un'altra occasione dove prende un legno, verrebbe da dire, conoscendolo, che quasi ha mirato troppo bene. L'ha veramente piazzata, chiamando come se stesse giocando a biliardo. Non ci poteva arrivare Desjardins, che ora batte su Luoga, dentro per Marturano, attrae la pressione di Commel, resiste, Flora cambia scenario, terzo tempo di Kerpan vincente, palla depositata in fallo laterale, possesso palla Traslochi e Trasporti Flora. E adesso che sono andati ormai 9 minuti, diciamo che più di un terzo è passato per quanto riguarda questo match, nel secondo tempo ovviamente, stringendoci su questa cosa, perché per Thermodream le speranze non si può dire che si allontanino, solo una rete di differenza, ma inizierà a farsi sentire un po' la stanchezza, anche perché dovendo correre con un uomo in meno sicuramente la differenza si sente. Montebugnoli alza di testa, mette giù Giba, Commel prova ad autolanciarsi con il tocco con il petto. In arrivo alle 20:45 il match tra Ristorante Buca 19 Thermodream, versione ovviamente Crese Summer CNE Ponteggi, l'altro torneo, e poi alle 21:45 l'altra semifinale Crese Summer Pizza Smile contro Red Bull. Occhio al break di Montebugnoli che arma il destro di Marturano, attento Bole, calcio d'angolo. Bellissima occasione sia per la doppietta di Marturano che in generale per far andare sul +2 Traslochi e Trasporti Flora, cestinata però non sfruttata nei migliori dei modi. Ti ruberei anche la battuta sul fatto che l'ultima partita di serata è un po' un bel venerdì sera, classico. Pizza Smile e Red Bull, certo. No, l'avevi fatta tu, non l'ho fatta io. Ah, ok. Quindi, grazie. Marturano decide di ripartire con questo rinvio al contrario verso il suo portiere che è Desjardins. Preoccupato Desjardins, regala il pallone a Skerians, occhio a Commel che prova a scavalcare Desjardins e non ci va lontano. Ci sta come idea, perché assolutamente aveva visto fuori il numero 1 di Traslochi e Trasporti Flora, una gran bella idea. Tra l'altro non mi immagino quanto stia sudando Bryce con
oltre alla maglia sotto anche la felpa della Triestina e in più la casacca sopra, per ovviamente differenziarsi dai colori di Thermodrim. Detto che la felpa però è una sua scelta. Credo, Chiaramente. Montebugnoli punta centralmente, zona tiro, sceglie di andare ad aprire l'azione con questo scarico a destra, cercando Bove. Altra chance per Montebugnoli che scucchiaia verso Lanciano. Bola in qualche modo, non è finita. Flora di nuovo fuori da Montebugnoli. Qui è andata un po' poco cattiva la formazione di Traslochi Flora, però ancora Montebugnoli dentro per Lanciano, e alla fine, dopo aver insistito per tutta questa azione, Montebugnoli mette in porta Lanciano per il più semplice dei tap-in. È il gol del 3-1 per Traslochi e Trasporti Flora. È la prima volta che forse scriverò gol e il marcatore con tra parentesi chi ha fatto l'assist, perché questo veramente è un gol al 99,86, te la butto così, per cento per Montebugnoli, che non solo ha scartato due avversari, se l'è portata sul limite, portando fuori Sergio Bole, e poi ha liberato Lanciano sull'angolo, che ha fatto il classico gol, appoggio la mano sul palo e la piazzo dentro. Altro recupero di Bove, possibilità di contropiede 2 contro 1, c'è solo Kerpan a difendere. Bove non benissimo con l'apertura su Lanciano, è uscito Bolle, pardon. Scherians, si salva Thermodrim che ora va già dall'altra parte. Scherians però dà un pallone prevedibile a Hervatin, bravo Marturano. Kerpan, Giba di prima, apertura a metà strada, Marturano decide di non andare per il break, fa passare i secondi. Ed io ora, se fossi Andrea Bonadei, che è in panchina di Traslochi e Trasporti Flora, rifletterei sugli amici, ovviamente, che sono un pochino più freschi, per farli entrare e correre. Questo credo sia la chiave per questo match. Inizia a mostrarsi un po' stanca Thermodrim, che difende con una certa pigrizia, attacca invece correndo Scherians. Controllo problematico per Giba, palla raccolta da Kerpan che sente l'arrivo di Lanciano, perde la maniglia, prende la spallata irregolare del 10 di Traslochi e Trasporti Flora. Goran Kerpan è chiaramente un personaggio ostico da superare o da fermare, che sia attacco o difesa. Scherians, filtrante, la palla passa, Hervatin mette in porta Giba che stavolta non perdona, accorcia le distanze al 13° del secondo tempo. Thermodrim, assist di Hervatin, palla dentro da parte di Giba e 3-2. Ha colpito Giba, mancava anche lui in questo match, perché certo rimarchiamo sempre la presenza fondamentale di Hervatin lì davanti, ma Adem Giba ormai è da parecchio tempo che con Thermodrim fa faville a livello statistico. L'avevamo raccontato proprio anche con la finalissima di Crese Spring Cup, lui che era il miglior marcatore capocannoniere di quel torneo. Vantaggio qui, nonostante il fallo commesso su Comel. Hervatin in mezzo a 3 finisce per perdere il pallone. Traslochi e Trasporti Flora, dopo aver segnato il gol del +2, dopo aver avuto anche la chance per farne un altro, forse pensava di aver messo in discesa questa partita, non se ne parla neanche. Scherians dentro, Hervatin suola e suola, si gira e calcia lui, Desjardins respinge, poi Comel giù, rinvio dal fondo, dice Frate Pietro. Troppo leggero nel cadere a terra, credo sia stata questa la valutazione, ma dalla panchina di Thermodrim non l'accettano di buon grado. Si sono attivati però diversi allarmi nella difesa di Traslochi e Trasporti Flora. Si arrabbia Hervatin, credo, con la sua panchina che sta protestando. Vuole che la squadra resti concentrata sul campo e non perda energie nervose nelle rimostranze verso l'arbitro. Rientra su Luoga, anche questo è un segnale di qualcosa che deve cambiare in casa Traslochi e Trasporti Flora. E devo dire che dopo quanto è successo nella prima frazione di gioco, è una bella acqua fresca Robert, che ci serve, ci aiuta, ci porta avanti in questa partita. Vedere comunque un giocatore che riconosce l'importanza di quello che succede in campo piuttosto che quello che c'è fuori. Hervatin voleva chiudere di nuovo il triangolo con Giba, operazione che stavolta non riesce, contropiede 3 contro 2 condotto da Montebugnoli, che va da Lanciano, controllo difettoso, non glielo perdona Bole, che poi spinge in prima persona alla ripartenza, regala però il pallone a Marturano. Adesso la porta è vuota, vediamo se ne approfitta Flora. No, extra pass per Montebugnoli, sterzata verso l'interno, calcia sul secondo palo, segna il gol del 4-2, se lo meritava tutto Montebugnoli. Diagonale vincente che lascia di sasso Bole, e di nuovo +2 per Traslochi e Trasporti Flora. Se l'ha cercato e giustamente rimarcherei la questione che hai tirato fuori tu, se lo meritava. Cioè, è da mettere anche questo in conto, perché è stata una grandissima giocata, quella preparata, apparecchiata per Lanciano, e poi adesso per riportare sul +2
traslochi e trasporti Flora ci ha pensato lui. Skerians, esterno a cercare Giba, attento Giannone, Hrvatin raccoglie sulla tre quarti, esterno da Giba, provano a connettersi il 10 e il 20, apertura su Comel, Mancino, e palla restituita ancora a Giba, superato su Luoga, palla che arriva a Skerians, sterzata su Giannone che però non ci casca, passa Skerians, fuori per Giba, addirittura un passaggio di 1 metro dall'interno dell'area di rigore, forse un po' troppo ricamata questa azione. Si salva la difesa di Traslochi e Trasporti Flora, intanto è finito a terra, credo con i crampi, Alessandro Flora. Sì, confermo. A soccorrerlo Desjardins. Credo fuori anche Montebugnoli, che l'ho visto avvicinarsi alla panchina, non so se solo per abbeverarsi, rinfrescarsi, prendere un po' di fiato, credo la seconda opzione a questo punto, perché lo vedo pronto di nuovo in campo. Pronto a rientrare anche Alessandro Bove. Vediamo se sarà proprio Flora a lasciargli il posto oppure il 3. Non è necessario a quanto pare, perché in va a risedersi. È in grado di proseguire. Flora. Marturano chiede concentrazione ai suoi. 8 minuti più recupero alla fine, 4-2 per chi difende. Skerians costante nella spinta a destra, va da Kerpan, tutto chiuso da quelle parti. Kerpan prova a forzare la giocata verticale su Hrvatin, che come sempre aleggia alle spalle dei difensori, ma stavolta non riesce a venire raggiunto dalla verticalizzazione. Viaggia sì in questa maniera, ricorda molto un po' un fantasma che insegue, di fatto è quasi come se fosse un'ombra, perché non vuole mai farsi trovare davanti e impreparato, né farsi calpestare, diciamo, ovvero dal punto di vista difensivo, fermare. E sbuca sempre alle spalle, quando meno te l'aspetti. Su Luoga, Flora difende con 3 uomini, Thermodream. Montebugnoli prova a sfidare Skerians, che lo accompagna all'uscita. Montebugnoli riparte da Desjardins, ora la gestione del possesso anche per giocare un po' col cronometro. 4-2 risultato per Traslochi e Trasporti Flora, che perde questo pallone. Skerians sembra quello con più energie nella formazione di Thermodream, qui sbaglia però la palla verticale, sbaglia anche in uscita Giannone, occasione per Kerpan, eccesso di altruismo, aveva la porta spalancata, gliene dice di tutti i colori Hrvatin. Anche perché sull'eccesso di altruismo non ha trovato il giocatore forse più semplice da servire, ovvero Hrvatin ha pensato più a andare alla ricerca di un secondo palo, o comunque non è uscito il passaggio che desiderava. Ha abbassato la testa, dalla nostra posizione sembrava la strada più semplice quella di andare a calciare in porta. Kerpan torna subito a fare bene il suo lavoro in difesa, colpisce di testa intercettando Marturano. Fondamentale il suo gol nel primo tempo a pareggiare allo scadere. Flora, Marturano sbaglia il tocco, recupera Hrvatin subito internamente da Skerians, a 2 tocchi, finito giù, non lascia il vantaggio Frate Pietro, fischia subito. Marturano chiaramente non è entrato per far male, si è fatto male Skerians, è stato credo un contatto ginocchio contro ginocchio. Ammonizione per Marturano, che va subito a sincerarsi delle condizioni di Skerians, molto dolorante il 26 di Thermodream. Chiaramente non facile come questione, ha tranquillizzato subito la panchina di Thermodream il fatto che il giocatore appunto si sia preso le sue responsabilità, si è accorto di essere arrivato con i tempi sbagliati e di aver colpito, per fortuna credo, solo una botta molto forte sulla coscia e non scontro tra ginocchia. Quella che una volta si chiamava la vecchia o la vecchietta, cioè il... O Lopez. Lopez, bravo, la stessa cosa, sono sinonimi, esattamente quella roba lì, cioè la ginocchiata, speriamo sulla coscia, nel senso che sì, molto dolorosa, spesso fa male il giorno dopo tantissimo. Sì, chiaramente. E anche adesso però non deve essere piacevole quello che sente Skerians. Credo tra l'altro cartellino giallo per Hrvatin, cioè era ancora fuori il cartellino giallo, sì, lo conferma perché va a segnarsi il numero del 20 di Thermodream, che evidentemente forse ha chiesto più rapidità nella ripresa del gioco, presumo. Ma lo ha fatto in modo che non è piaciuto a Giampaolo Frate Pietro, che adesso conta i passi per stabilire la distanza della barriera che verrà sistemata da Brice Desjardins con 3 uomini a difesa dello specchio. C'è solo un incaricato potenziale per la battuta, è Sebastian Comel, maglia numero 24, è un mancino. Desjardins con cura a coprire il palo alla sua sinistra con la barriera. Parte Comel, parla in superstrada, sopraelevata, dove volete voi.
diciamo, tra le due Sì. si infila questo pallone che è decollato, non ha mai preso di nuovo il campo dopo il tentativo del 24. E 4 sono i minuti che mancano alla fine, poi il recupero. Inizia a intravedere all'orizzonte la finale Traslochi e Trasporti Flora, che però deve condurre in porto la barca. Proverà a farlo adesso con esperienza, dato che comunque è il torneo over 35, quindi non dovrebbe mancare. Provando anche un po' ad anestetizzare questo finale. Su Luoga però calcia in porta. Era una gran bella idea, perché il piede, abbiamo visto, ce l'ha a disposizione per cercare queste soluzioni. Ecco, non me ne vorranno i giocatori di Traslochi e Trasporti Flora, ma se dovessi mettere una chip, una fish su chi ha più esperienza, forse Thermodrim, per Sì. l'abitudine di giocare proprio anche solo i tornei Crese. Cambi, anche questi servono un po' a spezzare il ritmo. Fuori Flora, fuori Lanciano, dentro di nuovo Brunetti e Bove. Comel, Kerpan. Hervatin, da allenatore in campo, indica la via da seguire a Comel che esegue. Skerians con un po' di spazio, prepara il cross dentro per Hervatin. Anticipo di Giannone che poi non ne vuole sapere di prendersi rischi. Pallone sparato via dalle parti di Bole. Cronometro che inizia a essere nemico di Thermodrim, a cui però basta pochissimo per riaccendersi. Skerians per Comel, pressato da Su Luoga. Comel resiste, subisce fallo, calcio di punizione. Vuole battere rapido col mancino il 24. Hervatin la vuole. E questo è un po' il manifesto della serata storta di Thermodrim. Palla facile facile, però messa a metà strada tra Kerpan e Hervatin. Regalone. E questo sembrerà forse una questione banale, almeno riguardante questa partita, però subito dopo giocherà la stessa squadra praticamente di Thermodrim, la Summer, un'altra semifinale. Mi immagino che ovviamente ci proveranno ad entrare con una testa diversa, ma i presupposti non sono dei migliori neanche per la partita successiva. Vero, da capire anche quali e quanti giocatori saranno coinvolti nel match successivo. Si parla di un altro torneo, forse con un livello di intensità leggermente superiore, perché non c'è il limite dell'età minima nel Crese Summer. Nel frattempo Montebugnoli accarezza anche l'idea della doppietta. Fischia Frate Pietro, parte Montebugnoli, non era male, sembrava promettente, colpito però Kerpan. Giba subito da Hervatin, in qualche modo in due lo frenano. Giba alimenta, Kerpan anticipato da Giannone. Skerians, apertura per Comel che si inceppa al momento del controllo. Sembra il giocatore più in difficoltà per questa situazione nella partita. Comel, insieme a lui anche Skerians non è tanto preciso, lui forse per le ultime azioni si può perdonare un pochino di più per la botta subita, chiaramente quella Lopez o Vecchietta, come dicete, non ha sicuramente facilitato. Giba contrastato da Brunetti, poi un po' di spazio ancora per Giba, stavolta la scivolata vincente è di Bove. E quindi occasione di ripartire con le mani con questa ricerca lunga. Hervatin di testa, ha dormito la difesa di Traslochi e Trasporti Flora, doppietta per Hervatin e un minuto più recupero di speranza per Thermodrim. Adesso il risultato è 4-3. Ed era proprio quello che serviva a Thermodrim e serviva trovare proprio il capitano, diciamo, in campo a livello effettivo, ovviamente Dejan Makiewicz, ma il regista, il allenatore, capitano, tutto potrebbe essere Marco Hervatin. Tutto fare per Thermodrim e trovare il gol del -1 a poco dalla fine. Montebugnoli è già andato verso la bandierina, diciamo, zona calcio d'angolo. L'ultimo a toccare è stato un difensore di Thermodrim. Allora Montebugnoli ottiene quello che andava cercando, e cioè un nuovo possesso. Traslochi e Trasporti Flora dalle parti della bandierina, anche se nessuno di loro vuole battere questo calcio d'angolo. Giustamente Frate Pietro segnala di dover riprendere rapidamente. Vediamo se riusciamo a intercettare anche la comunicazione del recupero, che dovrebbe essere iniziato adesso. Brunetti batte, vedremo come. Nessuno va vicino. Cercata la palla scavata sul secondo palo. Skerians perfetto. Bole. Rinvio che gli parte un po' alto. Giba riesce a mandare verticale e poi Giannone con una cosa che sta per diventare un tiro in porta. Bole non può permettersi incertezze. E allora Skerians alimenta.
Abbassa la testa, azione personale, gli fa strada come il contrasto su Skerians, possesso Thermodream, occhio perché questa è la stessa posizione quasi da cui prima ha segnato Hrvatin di testa sulla laterale di Kerpan, cercato di nuovo Hrvatin, troppo profonda questa palla però. Si aspettava un taglio del numero 20 verso l'area piccola, invece è rimasto più statico in questa occasione, anche perché sicuramente più attenzionato da Giannone che se l'era già perso. Hrvatin chiama tutti su a pressare, vuole costringere Desjardins alla palla profonda, vuole recuperare il pallone prima possibile. Thermodream lo fa Skerians, colpo di testa, ma Arturano petto, Flora nel traffico, Brunetti tutto a un tocco con qualità, il possesso palla di Traslochi e Trasporti Flora. Arturano, grande aggancio di Brunetti, Kerpan mette il corpo e recupera, rischia Bole, Skerians tocco un po' corto, Kerpan in modo abbastanza elaborato, però Thermodream ne esce, poi Bole deve verticalizzare, rinvio col sinistro è perfetto sulla testa di Comel, Torre che voleva raggiungere Giba credo. E secondo me si infuria completamente invece Marco Hrvatin, perché ce l'aveva a disposizione anche lui, non l'avesse toccata Comel l'avrebbe potuta mettere giù con il petto, con la coscia per controllarla, e infatti non ci crede ancora perché questa era un'occasione gigantesca, un 3 contro 3 tra l'altro disponibile, quindi quasi a pareggiare di nuovo i conti per Thermodream. E non un 3 contro 3 qualsiasi, visto che sarebbe stata un'azione che partiva con Hrvatin, possesso palla, spalla alla porta, non la situazione ideale da fronteggiare per una difesa già non particolarmente tranquilla in questa fase. Non l'augurerei neanche al mio peggior nemico. Proprio così. Skerians esterno proprio a ricercare questa situazione, Hrvatin è in agguato, la palla gli è arrivata sul sinistro, non è riuscito a calciare pieno verso la porta, che brivido per Traslochi e Trasporti Flora. Perché nella marcatura con Giannone, trattenute ripetute da parte di entrambi, e quindi tutto ok per il direttore di gara, e poi l'errore da parte di Alessandro Bove. Montebugnoli non sentenzia la partita, che però finisce, fischia 3 volte Frate Pietro. Traslochi e Trasporti Flora batte Thermodream 4-3 e va in finale. Ricordando e ringraziando i title partner di questa edizione degli impianti NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Taloil, Cene e Ponteggi, e i main partner Friul Brau, Macelleria d'Aremo, B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Un saluto da Francesco Vittori, da Walter Toppan. Rimanete con noi però perché adesso c'è la prima delle 2 semifinali di Crese Summer Cene e Ponteggi, terza edizione. Per